Amiche e amici dell'Hockey su Pista, buon sabato sera qui dalla Palaceccato. Tra qualche istante i padroni di casa dell'Hockey Tiene incroceranno le stecche con i cugini dell'Hockey di Montecchio nel più classico dei derby. Un derby con tanti temi, ce li dirà questa sera vicino a me Giorgio Casarotto. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti. Alla regia Marco Casarotto, alle riprese Davor Ilic, lo staff dell'Hockey Tiene Live qui sui canali di Skate Italia su YouTube, quindi ci auguriamo che chi non è qui al Palaceccato e tutto dà l'impressione che sarà una serata bella partecipata qui, Giorgio, già con gli spalti belli pieni, potrà assistere comunque alla diretta sul canale della federazione. Io direi bando alle ciance, espletiamo subito le pratiche burocratiche, Giorgio, per descrivere quelli che saranno i roster che sono stati convocati dai rispettivi allenatori. Partiamo subito con gli ospiti del Montecchio Precalcino, per dovere di ospitalità come prevede la liturgia in queste occasioni, che schierano con il numero 10 Adrià Català tra i pali, poi il capitano con l'8 Davide Zanini, con il 6 Thomas Crovadore, con il 7 Matteo Loguercio, con il 9 Nicola Pozzo, con il 66 Matteo Dall'Osto, con il numero 22 Nahuel Calvo, con il 53 Stefano Del Santo, con il 73 Andrea Della Valle e poi in porta Carlos Sanson, allenati da Martin Hinestar. Rispondono i padroni di casa del Tiene con Nicola Comin in porta con il numero 18, poi Paolo Stivanello con il numero 3, Andrea Poli con il 13, Filippo Ballardin con il 16, Alessandro Conzato con il 17, Pietro Luotti con il 6, Marco Ardit con il 4, Mattia Baggio con il 7, Alberto Rigo con il 9 ed Elia Dalprà, altro portiere, con il numero 77, sotto la guida tecnica di coach Nicola Retis. Bene, siamo riusciti a sbrigare tutta la burocrazia, Giorgio. Allora, che partita vedremo stasera, tenendo conto che punto 1 è un derby e quindi sfugge a tutti i pronostici del caso. Punto 2, l'unica sconfitta in campionato che ha patito Tiene è stato proprio a Montecchio Precalcino all'andata per 4-2. E punto 3, possiamo parlare di un Montecchio Precalcino prima dell'arrivo di Adrià Català e di Stefano Del Santo, e parliamo ora di un Montecchio Precalcino dopo l'arrivo di Adrià Català e Stefano Del Santo. Sei d'accordo con questa analisi? Assolutamente, ci aggiungerei un punto 4 che è il Tiene, che ha giocato le semifinali di Coppa Italia questa settimana, quindi Montecchio ha avuto tutta la settimana per preparare la sfida, mentre il Tiene ha avuto un dispendio emotivo importante. È un derby, quindi partita da tripla, il Totocalcio sarebbe stato 1x2, il Montecchio è squadra molto forte in questo momento, mina vagante, bisogna cercare di evitarla ai playoff, perché con gli innesti di Català e Del Santo hanno aggiunto molta qualità e molta esperienza ad un roster che era già competitivo di suo. Sì, in effetti possiamo pure dire che prima dell'arrivo di Adrià Català e di Stefano Del Santo, Montecchio aveva raggranellato un misero 3 punti, scusatemi, proprio contro Tiene, e poi non aveva fatto nulla nelle 6 partite. Poi con l'arrivo prima di Stefano Del Santo, Adrià Català si è aggregato dopo, è riuscito a farsi un bel 3-3 tra le mura domestiche con il Correggio, e poi un altro 3-3 a Sandrigo, partita sempre piena di insidie, e poi una sinfonia con un 7-0 su Montebello, un 5-2 in casa della White Sport Valdagno, e poi 7 giorni fa in casa contro il Diadema Roller di Bassano. Quindi insomma 2 velocità totalmente diverse per la squadra di Ginestar, Giorgio. Sì, tra l'altro anche il 3-3 di Sandrigo ha pareggiato alla fine con Geremia, quindi sono andati molto vicino alla vittoria anche lì. Oggi è un po' la prova del 9 per il Montecchio, per capire a che punto è nel campionato, dove potrà arrivare, ma già con la prova anche con il Correggio ha dimostrato di essere una delle prime 3-4 forze del campionato sicuramente. Sì, in effetti parliamo di un Montecchio Precalcino che proprio si candida ad entrare nelle 4 che poi andranno a fare questi playoff incrociati con le altre 4 del girone B, playoff che poi determineranno anche la formazione che andrà, le 2 formazioni che poi andranno in Serie 1, una Serie 1 che chiaramente molti di questi giocatori hanno già visto, l'hai vista anche te Giorgio qua vicino, e se non ricordo male proprio conosci da vicino praticamente tutti tranne gli stranieri, lo straniero di Montecchio che è Nahuel Calvo, che probabilmente stava facendo mini hockey quando giocavi te in A1, giusto? Sì, dai, più o meno.
Ho smesso 3 anni fa, non 30 dai. No, quando ho iniziato te la 1 lui era probabilmente Sì, il primo. quello sì. Sì, perché ha 20 anni, quindi insomma. Vabbè, con volti noti, insomma, Mattia Lo Guercio, te ne dico due, Mattia Lo Guercio e Stefano Del Santo, che insomma qualche battaglia insomma ve la siete scambiata sul tempo, no? Assolutamente sì, assolutamente, anche con Dalla Valle, con Català. Sì, Ti dico di più, sono già all'interno delle 4 squadre perché il Trissino non può partecipare ai playoff essendo seconda squadra esatto. di A1, quindi bisogna tener conto anche di quello, quindi in questo momento hanno già un buon vantaggio anche su Sandrigo, sono più 5. Sì, quindi insomma, in effetti questa può essere una chiave di lettura. Chiave di lettura, allora proviamo anche a far esplodere un po' i temi di questa partita, insomma, all'inizio, poi magari ci smentiranno clamorosamente alla fine. Io vedo da una parte un'organizzazione di gioco molto più marcata dalla parte Tiene, dall'altra parte vedo molta più fisicità dalla parte di Montecchio. Allora, Tiene è una squadra che gioca insieme già da parecchi anni, diciamo, no? Il nucleo storico è sempre lo stesso, sono stati aggiunti un anno alla volta, uno al massimo 2 giocatori. Quindi il gioco è ben consolidato. Montecchio adesso deve un po' rivedersi con questi 2 innesti, sicuramente Lo Guercio e Del Santo sono 2 che danno grossa fisicità. Allora il signor Fermi dice che è tutto pronto e coadiuvato anche al tavolo dei refertisti del signor Luigi Luna, il signor Fermi di Piacenza, fischietto in bocca. Nicola Comin tra i pali, tra poco diremo anche i 10 che sono scesi in pista, tutto ok dalla parte di Montecchio con Adrià Català, dall'altra parte Nicola Comin tra i pali, fischietto in bocca per il signor Matteo Fermi, giù il gettone e si parte con questo derbissimo con subito Stefano Del Santo che fa partire una botta da casa sua praticamente. Allora vediamo anche i roster dei 5 che sono scesi in pista. Coach Rettis ha preferito Nicola Comin tra i pali, poi con Ale Conzato, Marco Ardit, Mattia Baggio ed Andrea Poli, dall'altra parte Martin Ginestar con Adrià Català, Davide Zanini, Thomas Crovadore, anzi Davide Zanini, Matteo Lo Guercio, Nicola Pozzo e Stefano Del Santo. Così ai punti, Giorgio. Tiene è partito con la formazione tipo delle ultime giornate, dopo un po' di cambi Rettis ha trovato un po' di stabilità all'inizio sulla formazione iniziale. La formazione di Montecchio me l'aspettavo, ho visto ultimamente che Calvo sta giocando un po' meno, non so se ha risentito era squalificato 2 turni, ha preso un cartellino rosso, quindi perfetto. Diciamo che magari anche con l'ingresso di Dal Santo sta cercando di mettere una squadra un po' più fisica, più difensiva all'inizio per contenere il Tiene, poi vedremo. Allora, abbiamo visto nel frattempo che Marco Ardit ha dato il benvenuto ad Adrià Català da queste parti con un tiro che il portierone ex Reus, Grosseto, Lodi e Sandrigo e Trissino è riuscito a parare senza nessun problema. Allora in avanti in proiezione offensiva Montecchio con Matteo Lo Guercio, che però preferisce partire da una stecca amica che è quella di Stefano Del Santo, poi Nicola Pozzo, Giorgio che è cresciuto esponenzialmente in queste ultime 2 temporate, no? L'ho visto molto più maturo, più sicuro delle sue giocate e soprattutto gol pesanti, quelli del 10 montechiese, no? Sì, sicuramente, finché c'ero io giocava meno, entrava magari in certi momenti, ma non era mai dentro nei momenti decisivi. Negli ultimi 2 anni è spesso decisivo e quindi vuol dire che sta crescendo molto, il pedino importante per il Montecchio. Abbiamo visto anche una proiezione offensiva di Mattia Baggio, da quel punto lì era riuscito anche a scardinare la difesa di Correggio nella partita di campionato. Altro fallo di squadra, questa volta a carico di Montecchio, quindi la contabilità disciplinare si muove, quella invece dei gol è ancora ferma sullo 0-0 e anche qui il solito tema, Giorgio, della partecipazione della squadra agli eventi disciplinari. Tradotto, chi farà più falli secondo te, Montecchio o Tiene? Sappiamo che Nicola Rettis odia profondamente avvicinarsi anche agli 8 falli. Montecchio dall'altra parte l'ho visto anche nelle recenti partite, insomma lo score disciplinare schizza piacevolmente all'inizio. L'abbiamo visto anche nella partita di Coppa Italia di martedì, che a fine del primo tempo il Tiene era un fallo contro i 9 del Correggio. Tiene una squadra che notoriamente fa pochi falli, a volte secondo me qualcosina in più ci starebbe, che denota magari un po' più di cattiveria agonistica. Di aggressività, sì.
Montecchio sicuramente è una squadra più aggressiva, quindi qualche fallo in più me lo aspetto da parte del Montecchio. Si deve ripartire da quel punto lì, dice il signor Fermi, con Nicola Pozzo e Stefano Del Santo sulla pallina, in avanti l'ex Breganze, numero 53, che tra l'altro, oltre ad essere particolarmente decisivo perché sta viaggiando a quasi una media di 2 gol a partita da quando è a Montecchio, ha anche fatto un cambio di look forse per segnare una profonda frattura con il passato recente, no Giorgio? Sì, infatti non lo riconoscevo neanche prima quando l'ho visto. Comunque sì, 5 partite, non mi ricordo se 9 o 10 gol. 9? 9 gol, molto protagonista fin da subito, è andato a prendersi anche tutti i tiri di prima, quindi sinonimo di gran personalità, ma è chiaro, lo sapevamo già insomma, che è un uomo esperto e di grossa personalità. Nel frattempo sportellate Matteo Lo Guercio con Andrea Poli, insomma stasera è San Valentino, Giorgio, quindi un augurio a tutti gli innamorati, però qua andiamo penso oltre la corrispondenza di amorosi sensi di cui parla spesso Foscolo. Beh, dai, qui è un derby, quindi vedremo parecchi spunti fra innamorati secondo me. Sì. Ora Nicola Pozzo e Del Santo insomma si replica qualche metro più indietro quello che abbiamo visto qualche secondo fa. Ora Stefano Del Santo alza il periscopio, trova Matteo Lo Guercio sull'asse sinistro, sempre Stefano Del Santo chiama a partire da dietro, però sulle sue tracce Andrea Poli. Dall'altra parte cambio di gioco con coach Conzato, lo chiamo coach perché allena l'Under 17 più forte certo. Di Messi, quindi Alessandro Conzato. Nicola Pozzo cerca un tracciante per Davide Zanini, Conzato su di lui, sempre il lotto biancoverde che scambia con il 7 ex Montebello, Vercelli e Sandrigo. Poi tra l'altro anche un'altra sfida nella sfida, ci sono degli ex Sandrigo, attenzione, Nicola Pozzo ci va vicino tanto così, però la pallina resta montechiese, sparacchia alto Stefano Del Santo, pericolo questo per Era Tiene. Una grandissima occasione perché era da solo al limite dell'area, sì. Avrebbe potuto fare decisamente meglio. Sì, rivediamo con il replay di Marco Casolotto, sì, in effetti un rigore leggermente spostato di 1 metro più a destra, però insomma per Tiene un semplice, si fa per dire brivido, e nulla più, con Mattia Baggio che ora vede, grazie anche al gioco di sponda, Andrea Poli che prova a mettersi sulla mattonella, però bravissimo Stefano Del Santo a mettergli il bastone. Matteo Lo Guercio gioca anche con la sponda per riprendersi la pallina, e allora Nicola Pozzo dall'altra parte. Per ora nessun movimento sulle panchine, anche se sappiamo Giorgio che anche Nicola Rettis tende sempre a fare subito cambi repentini per tenere il livello alto di attenzione, no? Ma certo, dipende anche molto dal tipo di gioco che sta impostando. Come vedi stanno difendendo molto alti per evitare i tiri da fuori del Montecchio, la difesa molto alta e aggressiva e dispendiosa, quindi è chiaro che c'è necessità di fare parecchi cambi. Matteo Lo Guercio con una mano sulla stecca, Davide Zanini gli riconsegna la posta, allora sempre il numero 8, si azzera anche il cronometro di 45 a causa appunto del tocco del tienese. Allora Mattia Baggio, no look per Marco Ardit. Stavo dicendo prima Giorgio, insomma c'è anche un derby nel derby perché tanti ex Sandrigo in pista, primo fra tutti insomma Adrià Català che ha difeso la gabbia dei biancoazzurri fino all'anno scorso, poi Marco Ardit, Matteo Lo Guercio, insomma si conoscono bene, questo è un po' quello che volevo dirti, no, i giocatori qui. No, tu magari non lo ricordi, ma anche Nicola Comin sì. Ha giocato a Sandrigo. Nicola Comin praticamente si è fatto tutto l'Alto Vicentino e oltre. Infatti anche martedì era l'unico ex sì, di Correggio, che ha giotato, se non sbaglio, sui 6 mesi, comunque non ha fatto tutta la stagione. E poi è andato a Montecchio. Sì. E poi anche qui un altro tema, gli ex Montecchio, un ex Montecchio che forse più di tutti avrebbe voluto essere qui e manca, ed è Andrea Zanini, ex capitano di Montecchio, fermo da una settimana per un dolore, per una botta riportata sulla caviglia in allenamento proprio alla vigilia della decisiva sfida contro Correggio. Conoscendolo bene, insomma, starà rosicando un pochino perché questa era la sua partita, no? Sì, si è fatto male lunedì alla fine dell'allenamento, prima di rifinitura, prima della semifinale. Qui c'è la sfida col Montecchio, c'era la sfida col fratello, quindi sai, sono temi che sono temi importanti. Allora, in avanti ancora Montecchio e
c'è un fallo di squadra. Questo è il secondo per gli ospiti. Nel frattempo 3 ne aveva commessi Tiene. Vediamo un Retis che passeggia sempre con braccia conserte lì sulla panchina sua, dall'altra parte Martin Ginestar. San Juanino, ce n'è un altro San Juanino convocato ed è Nahuel Calvo, che è per il momento in panchina. Nahuel Calvo che ha avuto un impatto a mio avviso devastante in A2 l'anno scorso, forse anche con quell'effetto sorpresa, forse aveva zio Franco Giuliani vicino che lo difendeva bene, però insomma il San Juanino ex Estudiantil ha fatto vedere i numeri di cui dispone, anche proprio una pattinata totalmente diversa quella di Nahuel Calvo rispetto agli altri, Giorgio. Sì, l'anno scorso è partito un po' in sordina, no? Nessuno sapeva chi era, ha fatto qualche partita magari non all'altezza, poi è esploso totalmente, è stato un po' la bestia nera del Tiene, perché sì. sia qui a Tiene col pareggio all'ultimo secondo su rigore, che anche a Montecchio mi sembra abbia sempre pareggiato lui verso la fine. Sì. A Tiene ha fatto parecchio male in questi 2 anni. Marco Ardit e Loguer, cioè quelli lì, due ex compagni in quel di Sandrigo. Comunque pallina che va sulla stecca di Mattia Baggio, l'ex Bassano 54 cerca di caricare un tiro fuori misura, si trasforma in un passaggio per Andrea Poli, combina con Alessandro Conzato, sempre Ardit in avanti, insomma se ne sono andati 7 minuti di partita, punteggio ancora fermo sullo 0-0, poi vi daremo anche qualche spoiler sulle altre sfide di giornata. Andrea Poli, eccolo lì, lascia partire il tiro, ci vuole ben altro per impensierire un portiere con l'esperienza di Adria Català, che insomma qualche scudetto se lo è vinto in quel di Lodi, scudetto di Coppa Italia, ha fatto il double se non ricordo male Adria. E poi allora Marco Ardit resiste alla carica di Davide Zanini, libera sempre Andrea Poli, Montecchio che difende molto bassa, ora c'è una stecca che vola, dice il signor Fermi, quindi sarà la pallina montechiese, un Montecchio che è anche molto attento in fase difensiva, e qui insomma sai che a noi qui a Tiene piacciono i numeri, con Montecchio che è la seconda difesa di campionato, 21 gol subiti Tiene, 24 gol subiti Montecchio, insomma, quindi penso che l'apporto soprattutto di quel ragazzo lì che tu prima non avevi riconosciuto con il numero 53 sulle spalle in bianco-verde stia dando i suoi frutti, no? Sì, certo, prendevano già pochi gol prima, adesso sicuramente sia l'apporto di Del Santo che di Català miglioreranno i numeri difensivi, perché dire aumenteranno è sbagliato. Català che in questo momento sta riprendendo la forma, ma appena la riprenderà a pieno sarà un osso duro per tutti da superare. Sì, che poi a me di Català piace tantissimo la tranquillità che ha quest'uomo qua, cioè praticamente in partite, in palazzi in cui magari c'è un tifo esagerato, in cui la tensione magari anche di far parte di una squadra come Sandrigo l'anno scorso, in cui sappiamo tutti come è andata a finire, si fa sentire, però lui mantiene sempre una calma salafica e la trasmette anche ai suoi compagni, Giorgio. Sì, questo è evidente, anche fuori dal campo è un ragazzo molto tranquillo, si vede, ha giocato in palcoscenici importanti perché è cresciuto a Reus e poi ha giocato a Lodi, che sappiamo essere una piazza molto calda, quindi sì, l'esperienza ce l'ha tutta. Davide Zanini sulla destra, c'è Mattia Baggio su di lui, all'indietro per Loguercio, eccoli lì, abbiamo proprio anticipato, sono dovuti trascorrere 9 minuti e mezzo per vedere il primo cambio, lo fa Martin Ginestar che cambia sullo scacchiere Davide Zanini, e al suo posto è entrato proprio il San Juanino ex Estudiantil Nahuel Calvo, con il 22. Dall'altra parte invece Retis che sta aspettando che l'azione ritorni con inerzia tienese per far entrare Pippo Ballardin. Allora Andrea Poli in avanti, sgasa il 13-9, però Nicola Pozzo su di lui raddoppia anche bene Nahuel Calvo, quindi si deve ripartire, cancella un'azione d'attacco, Tiene, ne riscrive un'altra ora con Alessandro Conzato che va sulla destra, scontro fra Loguercio e Conzato, di nuovo Pippo Ballardin, eccolo qui entrato in pista, quindi sgasa il 16, tenta anche il servizio per qualcuno dei suoi, però due stecche montecchiesi sempre pronte al raddoppio, Giorgio, sul portatore di pallina tienese. Sì, il Montecchio sta difendendo forte, Tiene forse leggermente meglio come proposta di gioco, ha tirato di più ma non ha tirato benissimo per il momento, tiri o troppo centrali o fuori dalla porta, nessuna vera occasione importantissima da parte dei gialloblu.
situazione di apparente sovranumero per Montecchio, con Dal Santo che anziché tirare passa a Nahuel Calvo, quindi insomma Stefano che ha peccato di altruismo e ora lascia partire. Cosa dice il signor Fermi? C'è Mastica alta, quindi ha peccato di altruismo, ma se infilava il passaggio giusto aveva messo il giocatore a porta vuota, quindi era gol sicuro. Aveva una buonissima occasione come prima perché era al limite dell'area, quindi tra le due cose che poteva fare ne ha fatta una a metà. L'ha sbagliata, però l'idea era giusta. Sì, poi c'è sempre il vecchio adagio, no? Chi non lavora non sbaglia, no? Certo. In questo caso Stefano sì, per lui insomma stagione in chiaro scuro, o meglio in scuro chiaro, con insomma la prima parte di temporada in quel di Breganze, poi ha deciso di fare le valigie ad andare alla corte del presidente Tognazzo e quindi insomma ha fatto un downgrade dal punto di vista della, tra virgolette, difficoltà del campionato, però sta facendo vedere tutta quanta la sua classe, Giorgio. Sì, certo, diciamo che a Breganze la situazione era difficile dall'inizio, cioè non ci si poteva aspettare molto di più da una squadra di ragazzi giovani che si sapeva che avrebbe fatto parecchia fatica nel campionato di A1. Allora, Pippo Ballardin vede Marco Ardit in avanti, il numero 4 tienese, che ha avuto il merito tra l'altro di sbloccare la partita martedì scorso nel 3-1, con cui Tiene è riuscita a staccare il ticket. Però attenzione, situazioni sopra il numero con Nahuel Calvo in mezzo all'area, Matteo Roberto, sì. Qua premio Oscar per la difesa qui per Marco Ardit, no? Eccolo. Attenzione Ardit, la pallina resta lì, Adria Català, succede di tutto. Allora abbiamo visto un Marco Ardit on fire nelle due fasi, insomma questa sua capacità di essere bidimensionale, no? In difesa ha fatto un capolavoro, ha segnato un gol e ci stava per riuscire anche. Attenzione Pippo Ballardin, vediamo un attimo cosa dice. È stata una steccata da parte di Dal Santo che viene espulso. Sì, temporaneamente, non so se Marco abbiamo la possibilità di rivederlo, ma Pippo Ballardin ha tentato un alza e schiaccia, Dal Santo è andato in contrasto. In queste occasioni spesso se non si prende la palla si prende l'uomo e quindi sì, siamo riusciti un po' a vedere la parte finale. Va bene, comunque materiale per i moviolisti. Fermi certo che se è fallo dovrebbe essere anche rigore, perché mi sembrava all'interno dell'area. Non sono mica convinto che però l'arbitro abbia fischiato rigore. Allora vediamo un attimo da dove si ripartirà con il gioco. Fermi dice la pallina va messa qui, quindi sembra che non abbia ascoltato insomma questo tuo consiglio, insomma, visto che anche a me è sembrato insomma che era molto al limite. Sicuramente Dal Santo era all'interno dell'area, non so se Ballardin con i piedi fosse fuori, quindi poi per l'arbitro è molto difficile vedere. Io non lo farei mai. C'è una velocità talmente elevata in certi momenti che è proprio difficile. Poi in campo si critica sempre, però non è assolutamente facile prendere decisioni giuste in un centesimo di secondo. È entrato Pietro Luotti, se ne è uscito Andrea Poli. Questo fa presagire il fatto che forse Retis voglia avere un'opzione in più sui tiri più lontani, con Luotti, Ardit e Baggio che ora si mettono a quadrilatero. Mattia Baggio, power play 2 minuti. Sì, con Luotti che prova a spostare Pozzo, Baggio però difende bene Montecchio. Ora qualche centimetro d'aria per Pippo Ballardin che mette anche in mezzo. Luotti para Adria Català, sparacchia Mattia Baggio, la pallina decolla, finisce fuori dall'area utile, con un Tiene che chiaramente ora vuole capitalizzare questo vantaggio che gli è stato concesso a seguito dell'espulsione. Qui c'è stata una grande occasione da parte del Tiene, grande parata di Català, palla vagante all'interno dell'area che Luotti è stato bravissimo a colpire al volo. Català è stato molto reattivo a tirarla via. Marco Ardit per Mattia Baggio. Allora l'ex Sandrigo per l'ex Bassano 54, passa per Pietro Luotti, la pallina lì viaggia vicino alla lunetta. Pippo Ballardin ha provato anche ad alzarla, però
Adrià Català fa il secondo miracolo di giornata, Giorgio, con un intervento che fa capire insomma perché abbia quel curriculum lì, no? Sì, diciamo che qui secondo me Ballardin ha sbagliato un po' la posizione, era troppo davanti al portiere, quindi in una situazione del genere Català ha fatto presto a rientrare, se fosse stato mezzo metro più indietro avrebbe trovato la porta libera. Baggio per Ardit fuori area i due, Luotti sempre Baggio, ora Ardit carica da casa sua e allora sportellate tra Dalla Valle che è entrato in pista e Pippo Ballardin, però dice il signor Fermi che c'è sempre qualche movimento di stecca improprio. La pallina sarà Montechiese con Nicola Pozzo, Nahuel Calvo e Andrea Dalla Valle a completare il trio di giocatori in pista. Dall'altra parte Pippo Ballardin, Pietro Luotti, Mattia Baggio e Marco Ardit in power play, come dicono quelli bravi. Allora Nahuel Calvo che però, attenzione adesso, sì. Questa è stata una furbata di Marco Ardit, perché Calvo era caduto per terra, si vede proprio che l'ha cercato. Sì, rivediamo, sì. È un po' quello che è successo martedì contro il Correggio con guarda come è andato sì. A cercarlo. Secondo me, allora, da regolamento ci sta, però queste sono cose che secondo me, avendo giocato hockey, non dovrebbero dare un cartellino per una cosa del genere, mi sembra un po', un po' forzata come cosa. C'è baruffa nell'aria, come diceva uno spot negli anni 80, perché Ginestar, non so se Davo Rilic può stringere sull'allenatore. Secondo me non sanno se possono fare entrare il terzo uomo o se devono restare in due in difesa. Ecco, dopo questo conciliabolo hanno fatto entrare questo summit, sì, in effetti è entrato il terzo di movimento. Perché qualche anno fa si poteva rimanere anche in due, non sotto i due, adesso invece si può rimanere al massimo in tre, quindi poi la parte di power play sarà sommato il tempo. Animi accesi qui al Palaceccato con la tribuna degli ospiti che insomma anche un bel colpo d'occhio, siamo abituati di solito a vedere sempre la parte sinistra qui vicino alla nostra postazione piena zeppa di tifosi, dei ragazzi delle giovanili dell'Hockey Tiene, invece ovviamente il derby con i campanili del Due Chiese che si vedono praticamente a occhio nudo. Mattia Baggio in qualche modo, Pietro Luotti smista per Marco Ardit, ancora Marco con Pietro Luotti che viene spinto con esperienza da Nicola Pozzo, allora parte da solo contro tutti Matteo Lo Guercio, obiettivo di giornata quello di mantenere il possesso della pallina più lungo possibile, però la perde, allora Marco Ardit in 3 contro 1, Pippo Ballardin però cosa fa Andrea Dalla Valle oppure cosa non fa Pippo Ballardin che ora commette una sciocchezza, insomma Andrea a mio avviso ha un po' accentuato questa un scambio di scaramucce. L'ha toccato appena, erano sotto la lente di ingrandimento dell'arbitro perché già nell'occasione precedente si erano un po' beccati in area, diciamo che qui l'arbitro ha fatto un po' da contraltare al blu di prima e ha compensato. Allora, compensazione qui al Palaceccato con le due formazioni che per qualche istante se ne staranno di nuovo in parità numerica con 3 giocatori di movimento per Montecchio e 3 per Tiene. È rientrato nel frattempo Stefano Del Santo che è lì ora controllato da Pietro Luotti che però deve cambiare la marcatura su Andrea Dalla Valle che deraglia in avanti, allora Tiene, saltano gli schemi, Mattia Baggio sulla sinistra, Pietro Luotti sulla destra, Marco Ardit, si accentra il numero 6, lascia partire anche il tiro, però pallina che finisce sulle gambone di Adrià Català, un Marco Ardit che si era liberato benissimo, forse magari Pietro ha perso un tempo di gioco accarezzato dal desiderio di tirare, Giorgio. Sai, in realtà forse il posizionamento iniziale non era perfetto, per cui poi ha fatto bene secondo me a rientrare sul 2 contro 1 con Mattia Baggio che cicca alla fine. Baggio deve colpire al volo, sì. Deve colpire al volo perché non colpendo al volo rimette in corsa il portiere che riesce a riprendere la posizione. Se colpisce al volo magari anche male la pallina, è più facile che anche sullo spostamento del portiere poi la palla entri. Del Santo, ritmi abbastanza alti qui al Palaceccato, se non altro perché appunto abbiamo già visto ben 3 cartellini blu. Allora Mattia Baggio punta Stefano Del Santo, la pallina rimane sempre del 7 bassanese,
Pietro Luotti cade, dice qualcosa anche all'indirizzo del direttore di gara, che comunque controlla. Derby abbastanza acceso, Giorgio, no? Sì, è abbastanza acceso, manca un po' di cattiveria sotto porta probabilmente, no? Il Tiene ha dei giocatori che sono belli da vedere, ma a volte un po' più di cattiveria non guasterebbe. Baggio e Ballardini ad esempio, secondo me gli manca qualcosina per fare il salto di qualità. Sì, praticamente dovrebbero smettere il fioretto e iniziare a giocare di spada, no? Sì, cosa che ad esempio invece è il contrario a Poli, che ha meno fioretto più spada, poi il problema suo invece che a volte si intestardisce nel provare troppo la conclusione. Un po' di sano egoismo. Marco Ardit nel frattempo vede benissimo Alberto Rigo che è entrato a fari spenti, l'ex Trissino 05 passa per Mattia Baggio, ecco lì Mattia. Tanto siamo di nuovo in 4 contro sì. 4. Sì. Esatto, sì, quindi ripristinata la parità numerica con i 4 di movimento da una parte e dall'altra. Ora lascia partire il suo piatto Alberto Rigo, giocatore mancino, anche lì fallo di squadra, siamo a quota 5 per Tiene, vediamo se si aggiorna il display di falli, conta ancora 4 qui il tabellone al paracecato, ora sì, sono 5, 2 per gli ospiti. Il primo quarto di gara se n'è già andato da quasi 5 minuti. Le nostre previsioni iniziali sui falli di squadra stanno trovando conferma. Sì, no? assolutamente. Vabbè, insomma dai. Allora Nahuel calma, nel frattempo si colora di verde il totem dalle parti di coach Nicola Rettis. Probabilmente avremo anche la possibilità di ascoltare, sì, eccolo lì il time out, quindi qui in regia Marco Casarotto è già pronto a mettere su on il volume dell'audio dei time out. Nel frattempo però c'è una partita da raccontare con magia di Matteo Lo Guercio. Ma che gol ha fatto Matteo Lo Guercio, che gol, proprio a fari spenti come un ladro nella notte, da dietro porta, infila, se l'alza e se la schiaccia da Dio. Giorgio, sai, lì i difensori del Tieni sono persi un po' per il contrasto fra Dalla Valle e Luotti. Rigo è stato un po' a guardare, Lo Guercio è stato il più rapido di tutti a anticipare con l'alza schiaccia. Sentiamo Rettis. Ha portato in vantaggio Montecchio. Allora, non abbiamo sentito il time out, siamo accorti che c'è qualche problemino con il microfono che ora verrà prontamente cambiato. Allora proviamo ad andare nel pensiero di Nicola Rettis. Giorgio, tu che sei stato anche allenatore giocatore qui a Tiene, cosa avrà detto Nicola? Sicuramente di stare tranquilli, perché un gol non cambia le carte in tavola, la partita è molto equilibrata. Il Tiene secondo me deve cercare di portare più spesso gli uomini vicino alla porta. Non è una squadra che gioca troppo con i tiri da fuori. Oggi non sono riusciti ancora a giocare sul doppio laterale, sui blocchi laterali come fanno di solito, come hanno fatto in questo momento, dove però Baggio non è riuscito a concretizzare l'occasione. Alberto Rigo in buca d'angolo per Pietro Luotti. Allora mancano 6 minuti e 40 secondi circa al tramonto di questo primo tempo, con Tiene che ora prova a ribadire in retta. Eccolo qui, insomma c'è stata qualche piccola confusione audio. Allora di nuovo riprendiamo la diretta con Pietro Luotti per Andrea Poli, Adrià Català. Era lì che aspettava il diagonale del tienese, e poi era Stefano Dal Santo. Bello il taglio di Matteo Lo Guercio, che ha la stecca particolarmente calda in questa stagione. E allora Andrea Dalla Valle
Lo Guercio, la tantissima fisicità dalle parti di Montecchio, con contemporaneamente in pista Lo Guercio, Del Santo ed Andrea Della Valle, più arretrato Nahuel Calvo. Insomma, un Martin Hinestar che si sta confermando un abile stratega, perché ha messo su dentro i carichi da 11 a livello difensivo per strozzare sul nascere, insomma, le azioni manovrate di Tiene, Giorgio. Sì, poi Lo Guercio è difficilissimo da marcare in area di rigore, perché è fisico, è rognoso, è anche molto sporco dal punto di vista tecnico, quindi fai fatica anche a capire dove mette la pallina, come si muove, quindi bisogna usare molto il fisico, e lui è molto abile su questo. In A2 è sempre stato uomo d'area molto pericoloso. Pietro Luoti punta Nahuel Calvo, preferisce andare in retroporta su Mattia Baggio, il bassanese si mette in proprio, però la pallina viene prima attutita da Adria Català, poi la difesa di Montecchio in qualche modo sparacchia in buca d'angolo, possesso sempre tienese, extra pass per la formazione di Nicola Retis, che con Pietro Luoti scarica per Alberto Rigo, pallina che viene messa lì in mezzo per Andrea Poli, sente la difficoltà del momento il pubblico tienese che si lancia in un urlo a favore dei propri beniamini, però se ne esce abbastanza bene Montecchio, poi il gioco di balaustra che non si perfeziona, Pietro Luoti in mezzo lascia partire il tiro, la pallina si impenna, la stoppa Matteo Lo Guercio, in avanti per Andrea Della Valle, e qui Nicola Comin fa quello che deve fare un portiere della sua caratura, cioè si allunga, sventa la minaccia e fa ripartire i suoi. Lì Rigo si è addormentato in fase offensiva col Montecchio che è partito in contropiede e ha messo in pista un 2 contro 1 pericolosissimo. È stato molto bravo Nicola Comì ad uscire, perché c'era sempre Lo Guercio in agguato. Del Santo, Poli su di lui, sono due caratteri che, come direbbe Celentano, prendono fuoco facilmente, Giorgio. Allora li conosco bene entrambi. Sì. E allora la pallina finisce sulla stecca di Alberto Rigo, che smista per Mattia Baggio. Attenzione, altri 220 secondi al tramonto di questo primo tempo, con il Tiene che deve inseguire 1-0 in virtù del gol segnato a 7 minuti e 13 dal termine da Matteo Lo Guercio. Allora il fallo di squadra è il numero 3 per Montecchio, 5 ne ha commessi Tiene, insomma botta che Andrea Poli dice qua, insomma l'ho presa bella e ti stanno facendo i complimenti. Sì, insomma, per il discorso di qui sopra, insomma, che ricordiamo che insomma ci sono tanti modi per manifestare l'amore, giusto, visto che oggi è San Valentino, quindi insomma qualche sportellata da una parte all'altra ne beneficia anche un po' l'agonismo, quando magari non trascende anche in cose che possono fare da pericolo, insomma, per l'incolumità dei giocatori. Mattia Baggio si libera anche bene, però para altrettanto bene Adria Català, la pallina fuori esce, sarà possesso tienese con Andrea Della Valle che se ne esce, rientra Davide Zanini. Allora Andrea ex Breganze, Davide Zanini invece con i colori bianco-verdi tatuati un po' dappertutto, no Giorgio? Sì, ha giocato tutta la carriera a Montecchio, non è mai uscito, ma è il capitano, quindi è giusto così. Baggio per Andrea Poli, Català non deve neanche fare la fatica di spostarsi, ferma tutto Matteo Fermi, c'è il fallo di squadra, il numero 6 a carico di Tiene, con Stefano Del Santo che deve rialzarsi. Pozzo sulla pallina, la smista per una stecca amica che è sempre quella del 53 ex Breganze, poi Davide Zanini. Nahuel Calvo ripiega sempre per il numero 53. Nahuel Calvo, ora Davide Zanini carica da casa sua, ma che gol di Davide Zanini, una botta, di solito dico che era colpita così forte che la pallina è andata indietro nel tempo. Giorgio, questo è un super gol. È stato veramente un grande gol, ha trovato lo spazio, come si è liberato nello spazio con il blocco dei suoi compagni, si è infilato palla sul 7.
Abbiamo visto anche Mattia Baggio che era impegnato a fare il blocco sull'attaccante di Montecchio, forse doveva... Montecchio ha fatto un taglia fuori con il blocco molto interessante, Zanini non ci ha pensato due volte, ha beccato il tiro, si direbbe della domenica, anche se è sabato sera. Eh sì. Andrea Poli, quindi doppio vantaggio per Montecchio. Non ho memoria degli ultimi 3 anni in cui Montecchio sia riuscito in corso di partita o nel primo tempo ad avere più di 2 gol di vantaggio su Tiene. Ora invece eccoli qui i due marcatori, anzi no, era appunto Matteo Guercio che è in panchina e ora Davide Zanini. Mattia Baggio la tocca anche Català, a mio avviso la pallina ritorna in pista. Andrea Poli però commette insomma una fallo di ostruzione, mi è sembrato, insomma ha nascosto la pallina, non ha potuto la difesa riprenderla, quindi si dovrà ripartire con quello schema lì che ho visto spesso fare a Montecchio, con il portiere che se ne esce per dare la superiorità almeno difensiva di un passaggio pulito ai difensori di Montecchio, che ora impostano Stefano Del Santo, Nicola Pozzo, Nahuel Calvo più indietro che riceve ora la pallina, dall'altra parte Davide Zanini, che insomma abbiamo ancora negli occhi quella prodezza balistica che ha fatto mettere per la seconda volta Montecchio sul tabellone. Alberto Rigo, ora attenzione perché mancano gli ultimi 90 secondi di primo tempo. Tiene, secondo te ora cosa deve fare? Deve cercare di spingere per trovare il pareggio, deve fare più pressing, non so, Giorgio, dammi un aiuto. Tiene in questo momento non deve avere fretta di cercare il gol, i giocatori non devono pensare di risolverla da soli subito, la partita è lunga, sono ancora 25-26 minuti, basta un gol per riaprirla e cambiare le sorti della partita. È partita molto equilibrata, quindi insomma non c'è tempo, tiene insomma, ancora in partita, c'è tempo, sì, non devono aver fretta. Da 13 secondi che è iniziato l'ultimo giro di lancette, però break di Montecchio con questa conclusione a giro, questo tiro a giro di Stefano Del Santo, che però finisce sui tabelloni dietro la porta di Nicola Comin. Chiama attenzione Mattia Baggio con ora Alberto Rigo che trova la pallina, Pietro Luoti, da Zanini che cade, perde l'equilibrio, non ne approfitta il 6 prodotto del vivaio tienese, che però passa sempre per Mattia Baggio. Insomma, ultimi 14 di gara in questo primo tempo, con Mattia Baggio che lascia partire un tiro. Buona questa la conclusione, forse doveva chiuderlo un po' di più. L'azione era bella, anche il tiro non ha colpito la porta, quindi chiudiamo sul 2-0. Allora, se non ricordo male, anche l'anno scorso il Montecchio era in vantaggio di 2 gol a fine del primo tempo. Allora io direi a questo punto di congedarci per 8 minuti e 50 secondi. Nel frattempo rivediamo quello che è successo a livello di gol, con Matteo Guercio che è stato bravo proprio a fare i spenti, a prendere questa pallina, alzarsela e schiacciarsela, e poi... E qui c'è il blocco di Calvo che favorisce il tiro di Zanini. Allora Giorgio, una Polaroid di questi primi 25. Partita bloccata per il primo quarto d'ora, non ci sono state occasioni importanti da una parte e dall'altra, poi il flash, il colpo rapido di Loguercio l'ha aperta e adesso il Tiene deve trovare il bandolo della matassa per rimettere in carreggiata la partita. Allora io direi a questo punto di sospendere la narrazione di questa partita, ci risentiamo e rivediamo fra circa 8 minuti qui diretto dal Palaceccato per il secondo tempo del derby tra Hockey Tiene e Hockey Montecchio Precalcino.
2-0 per il Montecchio Precalcino dopo i primi 25 di gara in questo derby con l'Ok Tiene. Qui è il pari acceccato, quindi un Montecchio Precalcino che sta facendo Giorgio Casarotto vicino a me, la voce grossa in questi primi 25 minuti. Secondo te, come direbbe il mio amico Enrico Giovannelli al Capannino Follonica, cosa hanno detto gli allenatori degli spogliatoi? Guarda, il Montecchio deve continuare a giocare in questo modo, chiuso in difesa, giocare sulle ripartenze, perché il Tiene ha fatto fatica a entrare in questo momento. Rettis sicuramente avrà dato una strigliata alla squadra, perché è apparsa comunque un po' sottotono, forse ha pagato un po' gli sforzi della partita di martedì, e quindi adesso vediamo come rientrare in pista. Sì, con anche l'assenza di Andrea Zanini, Rettis che è sempre abituato a turnare proprio gli 8 in maniera importante, li usa tutti quanti. Già un'opzione in meno secondo te crea qualche problemino? L'abbiamo visto anche con Reggio martedì per il primo tempo, poi insomma. Sì, anche perché stasera. poi Zanini è un'opzione molto importante per il Tiene, chiamiamolo quasi uno dei titolari, è sicuramente un ragazzo che in partite come questa può dare la sveglia dal punto di vista caratteriale, perché gioca in maniera molto fisica, molta passione, e quindi è uno di quelli che ci mette più grinta, più carattere. Non avere uno Zanini in una partita così, in un momento così, può essere sicuramente un aspetto decisivo. Sì, decisivo, negativo per il Tiene. 3-0 del Roller Bassano all'area Caneva contro i giovani di Dario Rigo della Y Sport Valdagno. Poi invece Corsaro, il Correggio a Seregno per il momento sta vincendo per 1-0, e poi, come vi abbiamo raccontato fino a qualche minuto fa, Montecchio 2 Tiene 0 in virtù dei gol di Matteo Loguercio e di Davide Zanini. Due gol diversi, Giorgio, per come sono arrivati, no? Sì, diversi, ma entrambi molto, molto belli. Il primo è stato un gol di rapina di Loguercio, che conosciamo, uomo d'area di rigore, è riuscito a sfruttare un'indecisione della difesa tienese. Il secondo è stata un'azione costruita con un blocco e una gran staffilata da parte di Zanini, che ha trovato veramente un gran gol. Sì, lo rivediamo, eccolo qui con Matteo che proprio ha sentito la porta dietro di lui e quasi in no look è riuscito a metterla dentro, e poi questo tiro, insomma, il gol del sabato, visto che della domenica, insomma, del sabato sera, la febbre del sabato sera per Davide Zanini si è trasformata in questo gol che fa sì che i ragazzi di Martin Hinestar conducano per 2-0 sui cugini giallo-blu. Allora si aspettava solamente l'ingresso di Stefano Del Santo, vediamo se ci sono tutti quanti quelli di Montecchio. Tiene già in panchina con un Nicola Rettis pensieroso, che poi manca il mister di Montecchio e forse un giocatore in panchina. Sì, in effetti vediamo, allora Martin Hinestar sì, non c'è, manca di Hinestar, con Adria Català che si sta appostando lì nella sua zona di competenza. Dall'altra parte sempre Nicola Commin, eccolo lì Matteo Loguercio, che ora non fa parte dei 4 di movimento che inizieranno questo secondo tempo. A ruota Martin Hinestar con la sua lavagnetta da cui praticamente non si separa mai, con Nicola Rettis che sta osservando lo sviluppo di questa prima pallina del secondo tempo, che insomma, Nicola lo conosci bene te, lo conosco bene anch'io, mi sembra un po' quasi come Achille che è sulla sua collina pronto a scatenare la sua ira funesta qualora le cose non andassero come vuole lui, no? Parlavamo prima di Del Santo e Poli, che hanno due caratteri fumantini, forse Nicola Rettis ha anche qualcosa in più. Vabbè, vediamo un po' questo taglio, che però trova comunque la pallina a Pipo Ballardin. Mattia Baggio cerca la consegna per Pipo Ballardin, ancora lì succede di tutto, sposta anche la porta Stefano Del Santo. Stefano che è finito sulla porta di Adria Català, ora il portierone catalano, anzi no, è proprio Nicola Pozzo che rimette in assi i pali
si dovrà ripartire con un ingaggio. Da quel punto lì, dice il signor Fermi di Piacenza. Mattia Baggio all'indietro per Ale Conzato, ora Pippo Ballardin, Conzato, Ballardin, Ardit e Baggio per Tiene. Dall'altra parte Calvo, Zanini, Del Santo e Pozzo per Montecchio. Chiama il taglio Mattia Baggio, che rispetto alle ultime uscite lo vedo giocare molto più arretrato rispetto alla posizione che solitamente occupa nello scacchiere di Nicola Rettis. Giorgio, insomma, secondo te Nicola punta molto anche sulla fisicità del ragazzo, insomma, un 1,85 abbondante. Sì, poi ha un gran bel tiro di dritto, secondo me sta cercando di arretrarlo per provare a sfruttare il tiro. Se riesce a prendere la porta veramente ha grandi potenzialità. Attimi di pausa qui, insomma, penso che dopo quello che è successo nel primo tempo ci stia anche bene. Se n'è andato il primo minuto e mezzo quasi di questo secondo tempo, con Davide Zanini che combina per Stefano Del Santo, in posizione più arretrata Nahuel Calvo, che ora sgasa in avanti, il San Juanino lascia partire anche il tiro, Nicolone Comin ci mette un po' di mestiere, però la pallina resta sempre nella disponibilità di Montecchio. Bagar, come direbbe Vincenzo Pittureri, al Palazzo di Cadolfin. Non se le mandano a dire Ballardin e Nahuel Calvo, che fa sì che la pallina però venga assegnata alla formazione di Nicola Rettis. Mattia Baggio in avanti, l'ex Bassano 54, più all'indietro per Pippo Ballardin, Filippo che lascia partire anche il suo tiro, che finisce strozzato tra stecca e parquet. Quindi di nuovo Marco Ardit difende bella alta Montecchio, e secondo me è anche bravo, perché difendendo bella alta di solito ti esponi più, diciamo, ai passaggi lì in area, no? Quando la difesa è alta, se la pallina filtra sono dolori. Se invece difendi basso ti esponi più ai tiri dalla lunga distanza, e qua Montecchio è stata brava, no? Ti esponi ai tiri dalla distanza, ma Montecchio sa comunque che il tiro dalla distanza non è un'arma del Tiene. Col correggio probabilmente bisogna difendere un po' più alti, col Tiene se difendi un po' più basso difficilmente ti fanno male da fuori, perché non hanno giocatori abituati a tirare da fuori, quindi può essere anche la tattica giusta. Vediamo se questa strategia alla fine pagherà per Martin Hinestar. Fatto sta che quando se ne sono andati i primi 3 di questo secondo tempo, Montecchio è sempre comodamente in vantaggio per 2-0, anzi va anche al tiro ora con Del Santo. Cominci, mette i guantoni, sempre l'ex Breganze, insomma rimosugli rossoneri per lui, con che traversa questo di Davide Zanini, con Stefano Del Santo che ha ancora i guanti rossoneri, però abbiamo visto la traversona di Davide Zanini, che dopo quella prodezza balistica ha tentato il bis solo per questione di centimetri, non ha messo il 3 sul pallottoliere dalle parti di Montecchio, 3 che in realtà esiste però come numero di falli di squadra a carico della formazione di Hinestar, e Tiene invece che è già a quota 6, quindi una partita in cui Tiene si è fatta pescare un po' più impreparato dal punto di vista delle marcature preventive. Giorgio? Sì, anche se in realtà Montecchio ha fatto 3 falli, ma lo vedo un po' più duro, più piantato, sì. Solo che magari fanno i blocchi in maniera regolare e invece il Tiene ha fatto più falli. Accompagnato all'uscita Pippo Ballardin da Stefano Del Santo, che ci mette forse anche qualcosa in più del solito mestiere. Pallina che finisce sulla stecca di Marco Ardit, il bastone del 4 viaggia veloce per Ale Conzato, ora che gira sempre per il prodotto di Gaio Tienese, che dopo essersi fatto 2 stagioni a Monza e 2 a Sandrigo è ritornato alla base da quest'anno. Insomma, il lusso Marco Ardit per la 2, Giorgio. Sicuramente è un giocatore fuori categoria, anche l'età giusta. Attenzione, qui abbiamo assistito al Català bis e anche al Català ter sulle 2 conclusioni di Ale Conzato, quindi
muro catalano che stenta a crollare. Insomma, Adriale abbiamo incensato più e più volte nel corso del primo tempo, ma ci ha dato dimostrazione, insomma, che con la testa il ragazzo ex Reus è sempre lì presente sul 40x20, Giorgio. Sì, anche se le conclusioni del Tiene fino a questo momento non sono state così incisive, perché sono spesso arrivati tiri da fuori. Anche in questo momento non ha dovuto fare ancora gli straordinari, qualche parata super difficile, diciamo. Primi 600 secondi primi 100 secondi di secondo tempo che se ne sono andati. Ora con Pipo Ballardin che alza forse un po' troppo la conclusione, tiene vicino per questione di centimetri al gol dell'1. Del Santo all'indietro per Nicola Pozzo. Nahuel Calvo, molto mobili i 4 di Montecchio, che sembra stiano già giocando con il cronometro, anche se conoscendo Iniesta, insomma, questa cosa forse a 19 minuti e mezzo dalla fine della partita sembra un po' troppo tirata per i capelli, no? No, ma non puoi farla, perché se la fai troppo presto poi esci dalla partita e basta veramente un episodio per girarla. Zanini in retroporta, Conzato a controllarlo, Nahuel Calvo lì in mezzo, esce dal blocco di Mattia Baggio, che qui forse si è fatto prendere un po' troppo di sorpresa, però la pallina ritorna a Tienese con Pipo Ballardin, pronto al cancelletto Andrea Poli da una parte, dall'altra parte non vedo particolari movimenti sulle panchine di Martí Ginestar. Evidentemente, insomma, il coach sanguanino si affida alle sue certezze, che in questa fase della gara si chiamano Pozzo, Zanini, Calvo e Del Santo. Dall'altra parte Nicola Rettis prova a smuovere un po' il copione per cercare di dare un po' di verve al suo piano partita, Giorgio. Sì, sicuramente sta cercando di inserire a Poli per provare a dare quella scossa offensiva che in questo momento manca. Mi aspettavo sinceramente che il Tiene entrasse con una verve diversa in questo secondo tempo, invece sta andando un po' nella falsariga di quello che era successo nel primo tempo. Senza troppi complimenti Ardit su Davide Zanini, è il 7° fallo di squadra, quindi punto di attenzione anche sulla situazione disciplinare in casa Tiene, con Montecchio che stranamente, e attenzione ora un cartellino giallo o warning che dir si voglia ai danni di Mattia Baggio, insomma animi abbastanza agitati in casa Tiene. Sì, Baggio ha protestato in questo momento, ha preso il giallo. Potrebbero essere anche questi dei movimenti, delle proteste, sì, delle avvisaglie, un po' di nervosismo, ma sono anche delle cose che possono un po' svegliare la squadra. Ricordiamolo, insomma, 3 cartellini blu nei primi 25 minuti, quindi insomma una partita che ha avuto alla metà del primo tempo anche uno sviluppo disciplinare particolarmente interessante, in cui le squadre per più di qualche minuto se ne sono state in 3 contro 3. Mattia Baggio, il suo tiro non va, deve ripartire dalla stecca di Pipo Ballardin come centro boa. Dall'altra parte Andrea Poli, controllato da Stefano Del Santo, tanta esperienza per il 53, che comunque permette un tiro tutt'altro che facile ad Andrea Poli, e poi ora ringhia. Sembra quasi i giocatori di calcio, no? Quando perdono la pallina, che dopo vanno a recuperarla andando in pressing sull'avversario, no? Sì, beh, Poli è un po' così, ha avuto il merito comunque di crederci e di non mollare la pallina e di recuperarla. Zanini si libera prima di Poli, poi di Ardit, però il 13-9 ringhia sempre su di lui, una certa libertà anche per tentare il passaggio per Nahuel Calvo, che preferisce ripartire da zero con Del Santo, che poi smista in avanti per Nicola Pozzo. Lavora il numero 9 lì a centropista, non c'è nessuno sulla destra, allora preferisce mettersi proprio, però Marco Ardit interrompe i sogni di gloria del numero 9 di Montecchio. Ora si deve ripartire da Stefano Del Santo, che butta la pallina in avanti. Solo 10 secondi per concludere l'azione d'attacco da parte di Montecchio, quindi si tenta la deviazione per magari il portiere, in modo da azzerare il cronometro di 45. Possesso ora tienese con Ardit da solo, che traversa, sì. Attenzione Andrea Poli, Català, Ballardin e la difesa. Insomma, 3 squilli di Tiene, sfortuna e bravura del portiere, e poi la difesa. Attenzione ancora, palo di Ardit.
sta succedendo di tutto, quindi vicino, tanto così Tiene dal gol che dimezzerebbe lo svantaggio. Insomma, Tiene abbiamo visto che grazie soprattutto al suo uomo di peso, Marco Ardit, è andata veramente vicina per ben 2 volte al gol che avrebbe di fatto dato conferma sul fatto di riaprire questa partita, no? Sì, sicuramente. Poi un po' Ardit, un po' Rettis dalla panchina, che ha fatto 2 cambi inserendo due ragazzi che danno un qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. L'ingresso di Poli e di Luotti, si vede la volontà di dare una scossa emotiva soprattutto alla squadra. Ardit deve caricarsi la squadra sulle spalle comunque in questo momento per provare a tirarla fuori dal pantano. Con mestiere si libera di Ballardin Matteo Lo Guercio e ora 1, 2, 3 giocatori a terra, però il fallo è a carico di Tiene su tutte le furie Nicola Rettis ad un fallo dalla luce rossa Giorgio, e qui insomma inizia, ti faccio una domanda, ci può essere un po' il classico braccino corto a livello difensivo per cercare di non far falli, perché insomma 8, stai perdendo 2-0, insomma stiamo avvicinandosi alla classica spada di Damocle. Sì, che in questo no? momento non devi pensarci troppo, manca un quarto d'ora, manca tanto, il Tiene non può pensare a evitare di far fallo, perché nel momento in cui lo pensi poi viene infilato dagli avversari, quindi continuare a giocare, aumentare l'agonismo. Ecco qui il replay della traversa di Marco Ardit. E poi subito il palo Sì. dopo. Possesso Montechiese, Calvo e Pozzo contro Luotti e Ballardin, pallina che decolla, nessuno di Tiene l'ha toccata, pertanto sarà rimessa tienese con il 6. Oggi la sua under 15 ha strapazzato i parietà del Trissino B al Palladato, un under 15 tienese che sta andando a gonfie vele, come del resto anche la prima squadra, eccezione fatta appunto per queste 2 singolarità più che costanti, insomma il derby che quest'anno sembra non andare giù ai ragazzi di Nicola Rettis. Giorgio, a questo punto mi viene da dire la partita è ancora lunga, ma bisogna cercare di evitare il Montecchio nei playoff, perché se va avanti questo trend. Sì. Marco Ardit, Ballardin, poi la formula magari i puristi mi scriveranno dicendo che ho detto qualcosa che non va, però se non sbaglio sono 4 squadre del girone A e 4 squadre del girone B che si incroceranno, sì, per decretare poi le 2 formazioni che se ne andranno al sole della 1. Quindi sì, in effetti è vero, con magari non al primo turno, però già dal secondo può esserci. Stiamo facendo dei discorsi. In questo momento sono prima e quarta, se passassero tutte e 2 il turno si troverebbero in finale. Sì. Allora Ballardin deve ripiegare per su Marco Luotti, che però c'ha Nahuel Calvo dall'altra parte, e Andrea Poli, altro palo. Questo è il terzo palo di giornata per Tiene, insomma anche un po' deve fare i conti con la sfortuna Andrea Poli, però c'è sempre Català, quando non c'è il palo c'è Adrià Català che sbroglia la matassa. Matteo Lo Guercio all'indietro proprio per il San Juanino, ex Studiantil, che tra l'altro l'Estudiantil è una squadra del campionato della provincia di San Juan che ha i colori biancoverdi, quindi insomma non ha fatto troppi cambi cromatici il ragazzo numero 22. Andrea Poli per Marco Ardit, ancora Poli al piccolo trotto come si direbbe, però cerca di partire da distante. Il pubblico di Tiene non è particolarmente benevolo con Stefano Del Santo, reo di aver spintonato, e invece Matteo Fermi ha fischiato un fallo di squadra a carico di Tiene, quindi sul totem vicino Rettis si è accesa la luce rossa. Giorgio. Sì, Ballardin ha spinto, ha toccato Dal Santo, che con un po' di esperienza si è buttato, si è guadagnato il 9° fallo di squadra. In questo momento Ballardin deve stare attento perché era appena stato ammonito 1 minuto prima, e quindi prendere un blu in questa fase della partita con 9 falli può essere deleterio per il Tiene. Sì, Alberto Rigo è entrato in pista anche lui, Pietro Luotti, Ballardin in mezzo, però c'è la deviazione di Del Santo, la pallina
è a tinte giallo-blu con Ballardin che però la rimette, non so, aveva fischiato qualcosa l'arbitro, comunque no, hanno battuto, l'arbitro ha fischiato subito dopo, non hanno capito se ha fischiato per fermare il gioco o per farlo partire. Allora la pallina fuori esce, sarà sempre tienese, altri 13 minuti e 22, quindi ci stiamo avvicinando, Giorgio, all'ultimo quarto di gara con il punteggio sempre fermo, si fa per dire sul 2-0 per Montecchio, però quella luce rossa che vuol dire non fallo di squadra per Tiene, quindi ad un fallo del bonus che potrà essere concesso nel caso la formazione di Rettis ne commettesse un altro. Possesso tienese con Pietro Luotti. Si tiene che secondo me deve cercare di fare qualcosa di diverso, perché Montecchio sta difendendo bene, stretto, il Tiene non sta cercando di allargare la difesa ma cerca sempre di entrare su una difesa stretta senza prima magari allargarla. Qualche tiro da fuori di alleggerimento per tirar fuori la difesa del Montecchio in questo momento potrebbe servire. A sportellate Ballardin con Del Santo, ora Luotti contro Nicola Pozzo, tanta gara in pista in queste fasi di gioco, ora con sempre l'ex Breganze prima di arrivare sulla pallina, la smista per Andrea Del Santo, altro ex Breganze. Matteo Lo Guercio per Nicola Pozzo, incrociano bene, pochi riferimenti lì per la difesa tienese, con ora Montecchio che sta incrociando spesso. Prima abbiamo visto in una fase di gioco che sembrava giocassero ai quattro cantoni, adesso invece sembra un po' una treccia, insomma la trama decisa a livello offensivo da parte di Inestar. Sì, non so se era un caso, ma ha abbassato ulteriormente Del Santo per evitare di scoprirsi e lascia giocare in 3 contro 3. Attenzione, 10° fallo di squadra, Andrea Poli, Nicola Rettis, lo sentiamo da qua. Molta esperienza da parte dei giocatori del Montecchio che appena vengono toccati cadono. Fermi a volte secondo me si lascia un po' troppo influenzare, certo che non è facile dirigere una partita così sentita. Sì, poi insomma potremmo aprire anche la rubrica dei derby che hai giocato, se hai qualche aneddoto con Montecchio, che penso non è mai stata una partita normale, no? Tiene Montecchio è sempre stata una partita molto particolare. Intanto Del Santo ha messo la pallina nel dischetto sbagliato. Sì, perché è quello rosso. È quello rosso, quindi è 10 centimetri più avanti. Si è accorto Comin. Infatti. Non so, gioca di psicologia, te la butto lì. Insomma, tu che eri un maestro del gioco di psicologia. Diciamo che Del Santo gioca spesso di psicologia e potrebbe anche essere che l'abbia fatto apposta. Allora, Comin contro Del Santo. Fischia in bocca per Fermi, si attende solamente il suo accenno, eccolo lì Del Santo, però bravissimo Nicola Comin, per la verità tiro tutt'altro che irresistibile questo da parte di Stefano Del Santo, Giorgio. Sì, non è apparsa una conclusione troppo convinta. Strappo di Alberto Rigo per Andrea Poli, che dalla sua mattonella al posto di andarci con il rovescio ci è andato con il piatto, pallina che vola alta, chiamano una deviazione quelli di Tiene, però la pallina è bianco-verde, insomma, quindi azione gol sbagliato da parte della formazione in bianco-verde, insomma per questione di centimetri Tiene invece rischiava di mettere il sigillo con Andrea Poli. Sì, qui Poli faceva fatica a far di più, perché in realtà la pallina gli è arrivata dalla parte sbagliata della stecca, il passaggio di Rigo non è stato perfetto. Allora vediamo se il 13-9 si rifà con questa piroetta, pallina che ritorna sulla stecca di Stefano Del Santo, complice anche l'aiuto di Andrea Della Valle, allora Matteo Lo Guercio dall'altra parte, quindi insomma sempre quartetto piuttosto pesante dalle parti di Montecchio, con Nicola Pozzo a completare quei 3 lì, Del Santo, Della Valle e Lo Guercio, che insomma nelle loro corde hanno tanta fisicità ma anche tanta intelligenza tattica, Giorgio. E tanta esperienza, direi anche. Andrea Poli
dai e vai con Pietro Luoti che fa una sorta di pick and roll, sempre pallina tienese, ora passaggio un po' troppo timido di Ballardin, però ci arriva Pietro Luoti, altri 24 sul cronometro al termine dell'azione utile di gioco, altri 630 secondi al termine di questa partita, di questo derbissimo tra Tiene e Montecchio. Per ora 2-0, la stanno decidendo Matteo Loguercio e Davide Zanini. Ora parata di Nicola Comin, Alberto Rigo in avanti, l'ex Trissino 0-5 che ora viene agganciato da dietro, fallo di squadra, e il numero 6 a carico di Montecchio. Qua insomma è andata bene ad Andrea, Giorgio. Sì, i giocatori tifosi del Tiene chiedevano il blu, in realtà secondo me bastava il fallo di squadra. Mattia Baggio è entrato in pista, lascia partire un diagonale con il rovescio, non impensierisce neanche Adrià Català che così come dicevi te insomma ha dato prova della sua classe con la sua presenza in pista. Intanto c'è un blu per Rigo. Sì, rivediamo ora con il replay. Sì, effettivamente aggancio, c'è l'aggancio, netto. Attenzione perché qua si rischia anche la punizione di prima, ora è facoltà del direttore di gara concederlo o meno. Qui potrebbe anche starci perché andava testa a testa col portiere. Non so Marco se riesci a far rivedere l'azione. Eccolo lì, sì. Sai cosa? La protesta è perché forse Rigo sembra aver toccato la pallina prima di agganciare Loguercio. Però poi sicuramente Loguercio è stato agganciato, quindi lui può starci. Piove sul bagnato e c'è punizione di prima, infatti. Sì, piove sul bagnato per Tiene, con già un gap di 2 gol da recuperare, con il 10° fallo che se n'è andato. Per ora 2 minuti in inferiorità numerica e soprattutto non c'è punizione di prima. Sì, abbiamo visto infatti. Secondo me qui poteva starci, sì. Poi anche alla fine si erano rassegnati un po' tutti quanti i giocatori, non so. Già l'atteggiamento di tutti i giocatori che sono andati dall'altra parte del campo vuol dire che per tutti i giocatori ci stava. Time out dalle parti di Tiene, con dalle parti di Montecchio, se mi scuso, con Martin Star che sempre con la sua lavagnetta. Per ora i punti sta al di là del risultato sportivo, diamo le percentuali, insomma per ora ritieni sia stato più protagonista in Star con la sua tattica, con il suo piano partita, o secondo te è stato proprio il differente approccio dei giocatori che sono scesi in pista con le loro caratteristiche ad indirizzare per adesso questo derby? La tattica di Ginestar si sta rivelando corretta perché Tiene fa fatica a entrare, non ha avuto, al di là dei pali che però sono stati tiri da fuori, non ha avuto occasioni enormi. Sì, nel frattempo c'è anche la Croce Rossa del comitato di Tiene che è dalle parti di Montecchio. Mi sembra di vedere Loguercio, secondo me. Sì. No, Loguercio è quello lì, sì, che si sta spruzzando qualcosina. Sì, con Matteo che ci vuole ben altro per abbatterlo. Poi per chiudere il discorso, l'atteggiamento dei giocatori di Montecchio sicuramente è più grintoso. Tiene deve ancora uscire dal pantano su cui è entrato all'inizio della partita, non riesce a trovare ancora la chiave per scardinare la difesa di Montecchio. Poi in effetti diamo anche un outlook, perché poi ci sarà la settimana prossima il Tiene che andrà all'area Caneva contro il Roller di Bassano, che è risaputo essere praticamente come la criptonite per Superman, il diadema Roller Bassano. Cioè quando giocavi ancora a te non era impossibile, giusto? La pista dell'area Caneva è stata una di quelle dove abbiamo praticamente sempre perso, quindi ho visto che anche negli ultimi anni non è cambiata tanto la storia. Dall'altra parte invece Montecchio è chiamato a un extra effort, perché al Palavaccari fra 7 giorni ci sarà il Trissino, i ragazzi terribili di Carlo Bertinato, quindi attenzione, Montecchio in power play
arriva anche abbastanza facilmente dalle parti di Nicola Comin, arriva e ora vabbè, Andrea Dalla Valle mancava lui all'appello, lascia partire una sassata che si infila alla destra di Nicola Comin. Qua insomma era questione di momenti, abbiamo già visto un paio di volte sbandarla di così tiene. Qui Comin è stato disturbato nell'azione precedente da un compagno di squadra che gli ha fatto perdere la stecca, non è riuscito a riprendere la stecca, cercando di prendere la stecca non è riuscito a alzarsi e ha lasciato tutta la parte sopra della porta libera per Dalla Valle che non doveva fare altro che centrare lo specchio della porta. E quindi gol facile secondo l'analisi di Giorgio Casalotto qui vicino a me, che fa sì che Montecchio si sia portato sul 3-0, insomma un risultato, Giorgio, te lo saresti aspettato se te l'avessi chiesto, insomma un pronostico a inizio partita? No, sinceramente non mi sarei aspettato un 3-0, mi sarei aspettato comunque una partita difficile da parte del Tiene, con un Montecchio molto carico. 3-0 no, sinceramente. Ok, attenzione perché ora rischia l'imbarcata, tiene su questo filtrante di Dalla Valle per Matteo Guercio, si frappone Nicola Comin tra la pallina e la porta, riesce in qualche modo ad allontanare la minaccia. Tanta difficoltà ora per Tiene, che è sempre in inferiorità numerica ancora per qualche istante. Pronto Marco Ardit al cancelletto, Andrea Poli deve far passare questi ultimi secondi di inferiorità numerica, ci riesce anche bene con Stefano Del Santo che però gli allunga la pallina, sempre Montecchio a recuperarla, sempre Matteo Guercio a mandare l'azione in avanti, però il fallo di squadra numero 7 a carico della formazione in bianco-verde del presidente Tognazzo, quindi anche Montecchio stancamente si sta avvicinando alla situazione falli più preoccupante, con ora Pietro Liotti che scarica per Marco Ardit, è rientrato in pista il numero 4 tienese, ora Andrea Poli, anche lui ex Montecchio, Andrea che tra l'altro è stato protagonista di quella storica stagione che è culminata poi con la vittoria del raggruppamento che ha permesso poi Montecchio di disputare la Serie A1, giusto Giorgio? Sì, è stato l'anno dove c'era l'allenatore Zonta. Andrea ha fatto parte della squadra che ha ottenuto la promozione. Nei playoff ci hanno buttati fuori, ma in una situazione un po' anomala perché noi eravamo debilitati dal Covid. Io me la sono guardata da casa. Attenzione ora cartellino Blu a Calvo. Sì. Non so Marco se sei riuscito a immortalare quello che è successo, no? Comunque abbiamo visto insomma questo cartellino blu, quindi ora è Montecchio a essere in inferiorità numerica. Ti chiedo Giorgio se ci sono stati momenti della partita in cui hanno giocato in 4 contro 4, perché adesso inizia a essere abbastanza una costante più che una singolarità, insomma, giocare in inferiorità numerica da una parte o dall'altra, no? I primi 10 minuti poi. Sì, insomma, siamo già al quinto cartellino blu. Qui non ho visto bene cosa è successo, sembrava più uno scontro di gioco, però l'arbitro era più vicino di noi, quindi sì, non ci sogniamo minimamente di andare a discutere i fischi degli arbitri per il discorso di qui sopra, quindi, insomma, attenzione adesso Dal Santo con tanto ma tanto mestiere sul piccolo ballardino Giorgio, e questo... ora da solo, attenzione qui, cosa sbaglia la cosa più facile, secondo me non era mestiere, era fallo proprio lì. L'ha tirato giù senza tanto pensarci. Sì, anche se vedo l'arbitro che è un po' in difficoltà a tenere la partita in mano. Mattia Baggio sul guantone di Adria Català, allora lì sull'area piccola. Dal Santo, mai troppo amato da queste parti il giocatore ex Bregati, insomma, dà il 140% sempre in ogni partita, a volte anche il 150, diciamo così,
e allora Mattia Baggio sgroppa in avanti il 7x passando al 54. Bene per Pippo Ballardin, forse un po' troppo frettolosamente per Andrea Poli. Il recupero della pallina Mattia Baggio, sempre in 4 tiene, non si sono disposti a rombo o a quadrilatero, quindi difesa di Montecchio che chiaramente a zona sta osservando lo sviluppo del gioco. Tiro abbastanza facile questo di Andrea Poli da bloccare, era con il dritto dell'altra parte, di solito di incrocia. Attenzione, Pippo Ballardin ferma tutto Matteo Fermi che si deve sincerare delle condizioni di... C'è stato uno scontro tra Dalla Valle e sì. Baggio. Fortunatamente Giorgio abbiamo le cuffie, perché se ce le togliamo sentiremmo di tutto da queste parti, perché la tribuna tienese è abbastanza inviperita, inferocita per come sta gestendo dal punto di vista dell'aggressività, diciamo così, la formazione bianco-verde. Ora Luna a colloquio con Matteo Fermi, non so, vediamo se il fischietto bassanese oggi al tavolo di refertisti relazionerà il direttore di gara in merito a qualcosa. Sembra di sì, vediamo un po'. Chiama la rimessa tienese. Sei riuscito, Marco, a vedere insomma quello che è successo? Ballardin per Ardit, la stecca di Mattia Baggio abbastanza libera, però Andrea Della Valle stringe su di lui. Ora non si capiscono i due nuovi acquisti qui di Tiene. Baggio Colpito l'arbitro, è stato colpito l'arbitro dalla respinta di Català per quello fischiato. sì, vediamo, credo su un braccio, non so, vediamo se dove va il direttore di gara. Dice fermi tutti, devo andare dalle parti di Crovadore Inestar. Sì, si fa spulsare qualcosina. Tiene che questa sera non è stato incisivo nei power play, stanno cercando sempre il movimento del blocco centrale per il tiro di Baggio, ma non sta riuscendo particolarmente bene, per cui Montecchio non è in grandissima difficoltà. Ora rivediamo il terzo gol, eccolo qui, sì. Vedi che Comin non ha la stecca in mano, e se avesse parato sarebbe diventato rigore, no? Giusto? Credo di sì. Con questo gol, il terzo di Montecchio. E allora questo power play si sta avviando stancamente alla fine, già pronto Matteo Lo Guercio al cancelletto per entrare. Pallina che dovrà essere rimessa da quelle parti lì, che poi Giorgio in effetti nei giochi in superiorità numerica solitamente viene liberata la stecca di Andrea Zanini per il tiro, no? Oggi manca questa opzione, quindi come hai ben detto Mattia Baggio, l'iniziato numero 1 sia oggi che martedì hanno cercato di far tirare Baggio. Attenzione, esterno della rete, scusami Giorgio, però non sono mai riusciti a liberarlo al tiro. Ultimi 4:32 di gara, time out chiesto da Martin Inestar, anche ovvia questa chiamata con la formazione che deve rifiatare dopo questi quasi 2 minuti di inferiorità numerica. Dall'altra parte Nicola Rettis, tu sei stato protagonista più di qualche volta in partite con finali a dir poco rocamboleschi, no? Quindi un 3-0, tu mi insegni che nell'hockey a 4:35 della fine, insomma. Sì, è molto difficile però, perché una partita come questa, molto bloccata da parte del Tiene, sinceramente non la vedo facile girarla. Sarebbe stato più semplice un 7-4 ad esempio, no? Dove hai già trovato la rete più volte. 3-0 così, dove non hai avuto nessuna occasione vera o nessuno scatto di adrenalina per un gol, è molto più difficile da ribaltare. Sì, anche dopo parliamo un po' anche della testa che ci sta mettendo Montecchio, no? Montecchio che, come ti dicevo, insomma, molto spesso ha fatto lievitare lo score disciplinare all'insù, anche ben oltre il 15° fallo, e oggi è a 7 falli a 4:32 della fine, contiene che se ne è già andata in bonus una volta.
Sì, però questo non vuol dire che Montecchio sia stato meno aggressivo, anzi, se uno guarda quello che è successo in pista, Montecchio è stato molto più sul pezzo, molto più aggressivo rispetto ai ragazzi di Thiene. Magari i ragazzi di Thiene sono stati più scordinati, hanno commesso più falli, ma sicuramente dal punto di vista mentale Montecchio ha approcciato meglio questa partita. Ha avuto anche più tempo di prepararla, però sicuramente l'ha approcciata meglio. Scadono i secondi di antigioco, pallina sarà tienese con Mattia Baggio che combina ora con Marco Ardit. Il 4, bello il filtrante per Mattia Baggio, però c'è Del Santo Stefano lì davanti che ci mette il fisico. Riparte il 53, veramente un innesto di valore e di peso nella formazione di Martin Ginestar. Adrià Català, anche lui, attenzione Marco Ardit, eccolo qui, proprio i due ex Sandrigo, e ora ancora Mattia Baggio, pallina che finisce troppo larga, Nahuel Calvo, Lo Guercio, cade anche l'arbitro. Cade anche l'arbitro, sta succedendo veramente di tutto, un parapiglia clamoroso qui. Fallo di squadra. L'ottavo. Sì. Mattia Baggio sembra aver avuto la peggio. Ricordiamo che se dovesse entrare il servizio sanitario Mattia dovrebbe uscirsene e questa non sarebbe di sicuro una buona notizia. Ti vedo anche con il telefonino per gli altri risultati, se puoi spoilerarci qualcosina, Giorgio. Guardavo adesso, erano 2-2 Trissino Lodi, ti stavo dicendo Lodi sta facendo il risultato, invece ha segnato Trissino, appena ho guardato. Quindi 3-2, il Valdagno sta vincendo a Grosseto 5-4, Correggio avanti 3-2 con il Seregno, mentre il Roller Bassano ha vinto 6-1. Lo Guercio forse si butta un pochino, si butta. Mattia Baggio fa riversare Thiene in avanti, in 4 quelli di Thiene, in 4 quelli di Montecchio, quindi Mattia Baggio tenta il tiro, la riprende di nuovo Matteo Lo Guercio che si libera del 7 bassanese, combina con Del Santo, all'indietro per Lo Guercio, ora Nicola Pozzo allunga un po' il raggio d'azione Montecchio, pallina che involontariamente finisce sulla stecca di Nicola Pozzo, era finita nella terra di nessuno, più bravo il ciuffo del numero 9 ad avventarsi su questa sfera, che però ora ritorna nel possesso tienese. Pippo Ballardini, ma il tiro supera anche Stefano Del Santo, si fa per dire, perché Stefano ci mette tanto mestiere, così come Marco Ardit. Ora scintille fra i due, si alza anche l'urlo Montecchio dalla parte destra della nostra postazione. Ardit, ultimi 160 secondi, Giorgio, di partita, un derby che sta prendendo la via del Pallavaccari con un Thiene sterile in fase di conclusione. In effetti non ricordo parate memorabili di Adrià Català, invece un Nicola Comin che ha dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco per ben 3 volte. Attenzione Marco Ardit per Pippo Ballardin. Sei d'accordo con questa analisi? Sì, non è che il Montecchio abbia fatto decisamente di più del Thiene, è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto, è stato più freddo in certi momenti. A Thiene è mancata quella cattiveria che ti dicevo prima, a volte bisogna essere meno belli, più cattivi, più sporchi, e piuttosto che fare un calcio contro gancio, un alza schiaccia, una bomba da dentro l'area sotto l'incrocio è più efficace. Marco Ardit per Andrea Poli, sempre Nicola Pozzo sulle sue tracce, deve circonnavigare i pali di Adrià Català, il 13-9, scarica per Mattia Baggio, però sembra il portierone spagnolo a dire di no, e allora Nahuel Calvo, bene per Matteo Lo Guercio, Matteo che si trova Mattia Baggio dall'altra parte, scontro fra 7, deve ripristinare l'azione d'attacco Montecchio, altri 30 secondi per concretizzarla, sempre i 2-7 a duello. Lo Guercio che sta stravincendo questo duello a distanza appunto con il 7 tienese, poi lasciato colpevolmente da solo Nahuel Calvo dalla difesa di Thiene, qua dormita colossale della formazione di Retis, e uno come Nahuel Calvo del non perdona, Giorgio. Thiene era sbilanciato in avanti, sono persi l'uomo. Rivediamo. Secondo me ha anche sbagliato il gancio, voleva metterla sotto la traversa, l'ha un po' ciccata che è andata sotto il gambale di Comin. Però quel che conta è che la palla sia entrata in rete e abbia
chiuso definitivamente la partita, direi, a questo punto. Eh sì, altri 77 secondi al termine di questa partita. Ora la regia sta allineando anche il cronometro che vedete voi telespettatori da casa sul canale di Skate Italia a quello che c'è qui alla Palaceccato. Marco Ardit neanche mette dentro il quinto di movimento Nicola Rettis, ormai è solamente pura accademia in questi ultimi 59 secondi, anzi 56 di gara. Giorgio, un Montecchio che si porta a casa per la seconda volta contro Tiene in questa stagione i 3 punti. Ti chiedo, può essere un turning point questo risultato sia per Tiene che per Montecchio nel proseguo della stagione? Ma per Tiene penso di no, nel senso che comunque sono in ogni caso primi in classifica, sono in finale di Coppa Italia, la battuta di arresto può starci. Per Montecchio forse sì, però come dicevamo prima, da quando sono arrivati Català e Dal Santo le ambizioni non possono essere che quelle di promozione, quindi è un risultato importante che dà grandissima consapevolezza delle loro potenzialità. Attenzione, ora un cartellino blu ai danni di Pico Gallardin, è il secondo di giornata, eccolo lì. Quindi ultimi 45 secondi qui al Palaceccato in inferiorità numerica. Qui c'è stata una spintina con la caduta di Dal Santo, blu non ci stava, diciamolo francamente, qui fermi ha un po' esagerato. Non possiamo neanche dire che Dal Santo abbia accentuato la caduta, qui è proprio blu non ci stava. Insomma è la famosa legge di Murphy, no? Quando pensi che una cosa vada male di sicuro lo andrà. Questa partita proprio per Tiene non è ingranata. Allora, conoscendo Nicola Rettis, lui vorrebbe sempre vincere, però secondo me sotto banco, se gli avessero detto vuoi la semifinale di Coppa Italia per il derby, insomma un pensierino ce l'ha fatto, perché in effetti quello che ha fatto Tiene martedì è stato qualcosa di epico, no? Beh, sicuramente la semifinale di Coppa Italia, andare in finale ti porta la possibilità di comunque alzare una coppa, di difenderla. Una battuta d'arresto in un campionato da 20 partite non va a precludere niente, anche perché comunque sono le prime 4 che vanno ai playoff e Tiene a un posto, guardando la classifica, che è quasi assicurato, direi. Al piccolo trotto Montecchio, ultimi 9 sul cronometro e sarà solamente storia questa. Tiene Montecchio, questo derby dell'Alto Vicentino. Ecco qui, game over al Palaceccato. Montecchio si porta a casa il derbissimo per 4-0. I gol di Matteo Guercio, Davide Zanini. Nahuel Calvo in ultima e Andrea Della Valle per il provvisorio 3-0. Poco Tiene, tanto Montecchio, Giorgio? Sì, poco Tiene, tanto Montecchio. Il Montecchio è riuscito a sfruttare le occasioni, ha fatto dei gran bei gol, bisogna dirlo. È stato più presente mentalmente, Tiene sicuramente ha pagato lo sforzo della semifinale di Coppa Italia di martedì. Come ricordavi prima, si sta giocando anche, rivediamo anche qui le azioni salienti, i gol che hanno deciso questo incontro. Anche su altre piste possiamo dare qualche risultato. Allora, come hai giustamente detto, il Diadema Lavoro Bassano ha strapazzato il Valdagno per 6-1 e poi invece Seregno ha trovato la parità con Correggio, questo Seregno dei giovani che non smette mai di stupirci. Infatti è una squadra sorprendente, guardando i nomi non gli avrei dato niente, invece sta veramente facendo un grandissimo campionato. Dall'altra parte c'è poi anche Recoaro che se la giocherà con il Telemetri Cassandrigo, però domani, quindi questa giornata, questo turno di A2 si concluderà domani. Penso che manchi anche la partita del Trissimo, sì, esatto, quindi forse giocheranno in settimana. Infatti è un po' anomalo che in A1 Trissimo e Lodi giochino stasera, quando il Trissimo di solito gioca sempre la domenica, probabilmente la pista è occupata domani. Allora io direi a questo punto di passare ai saluti finali, non prima però di aver ringraziato te, Giorgio Casalotto, grazie mille per essere venuto qui. Grazie Nicola, grazie agli ascoltatori. Ringraziamo anche Marco Casarotto in cabina di regia che ci ha regalato
i replay e le azioni salienti di questo derbissimo. Ringraziamo anche Davor Ilic che è riuscito a catturare con la sua telecamera tutte le azioni sia da una parte che dall'altra, i 4 gol con cui è stato deciso questo derby. Da Nicola Maragnin è tutto, e allora un arrivederci su questi schermi sul canale YouTube di Skate Italia per le prossime partite dell'Hockey TN.